Sanità, difesa del suolo, una nuova visione di Veneto. Il Partito Democratico Trevigiano affronta la sfida delle regionali ben sapendo che si concentrerà su questi temi, il confronto con Luca Zaia e la Lega. I 9 candidati in lista, presentati ufficialmente nella sede di Via Castagnole, lo ribadiscono. Sanità che ha retto l'urto dell'emergenza Covid perché salvata in questi anni dallo smantellamento. Questo patrimonio deve essere valorizzato, ampliato e soprattutto bisogna che tutti i professionisti sanitari del Veneto possano tornare a lavorare felici di fare questo lavoro, perché noi abbiamo una fuga di professionisti dal pubblico che è preoccupante. A rappresentare il capoluogo Treviso è la giovanissima Rachele Scarpa. Penso che la nostra generazione abbia tanto da dare. Gli studenti vivono in Veneto sulla loro pelle tutte le problematiche di accesso al diritto allo studio e di opportunità lavorative che mancano. Io penso che sia un'esigenza che va rappresentata. Si rimette in gioco anche l'ex sindaco di Godega, Donatella Sant'Ambrogio. Io nasco come consigliere comunale nel 1997 come capogruppo di maggioranza e avevo Luca Zaia consigliere di opposizione, quindi diciamo che ho visto tutto il suo percorso politico. Io mi metto in gioco per portare la mia esperienza, ovviamente lunghissima come amministratore, un sano pragmatismo nell'affrontare i problemi e il fatto che non si può in qualche modo affascinare, diciamo, l'elettore soltanto con la retorica, con la dialettica, ma poi bisogna avere anche i fatti che dimostrino di essere dei bravi amministratori. Serietà e con una visione nuova che ponga al centro concretamente la persona, la sua sicurezza e la sua dignità. Questa è la proposta del Partito Democratico di Arturo De Lorenzoni. Oggi è il calcio d'inizio della nostra campagna elettorale, una partita che sappiamo essere complicata. Noi siamo attrezzati per fare una campagna ovviamente utilizzando i nuovi strumenti. Questi mesi li abbiamo impiegati come partito per sperimentare nuove forme di partecipazione alla vita democratica. Una buona risposta dei nostri iscritti, alla nostra base c'è.